Sempre meno tempo, gli obiettivi ingombono. Pallacanestro Trieste, Givova Scafati. È il match della 21esima giornata in cui entrambe le due squadre dovranno giocare una partita importante. Ruzier, dopo la grande stoppata, Jutov a rimorchio con la tripla. Gray dentro, Jovanovic aveva l'angolo libero ma c'è Cinciarini, mette la tripla. Maxuni riceve da Cinciarini, non si scompone per l'arrivo degli stoppatori. Si è aperto Brooks, che però è appena entrato, non se la sente. Jutov invece già protagonista da un po' e qua si prende la riga di fondo. Federico Miaschi intanto mette la tripla del +10. Gray, finta, partenza, scarico però nelle mani di Brooks che semina Penkins e schiaccia il -6 accendendo il Palatrieste. Jack Brooks, come spesso accade alla sua squadra, fa le giocate cruciali. Transizione, sono accoppiati quelli della Givova, non granché. La tripla però di McDermott. Ruzier 2,45, si spazia benissimo, passa davanti, sbaglia ma arriva ancora Jeff Brooks. Ma dobbiamo essere fisici, abbiamo due assenze pesanti come quelle di Ross e Valentine. La nostra forza adesso è che giochiamo spesso grandi, quindi siamo intercambiabili in difesa. Io ho solo provato a portare un po' di fisicità e sono contento abbia aiutato. Palla dentro, Johnson, si muove Ruzier e si alza con la tripla. Gray, c'è bisogno che si accenda anche lui. Enim, 5 in fila, adesso sono 8 in fila. Jutov che attacca due volte, poi va a trovare con una palla incredibile Jeff Brooks che mostra i muscoli. Canestro e fallo. Che lavoro di Jutov. Si è aperto Jutov, poi Brooks parte dietro schiena, extra pass e tripla di Ruzier. Lodovico De Angeli riceve la palla di Brooks e al volo praticamente la manda in quella di Ruzier. Adesso però bisogna fermare Ruzier che è scatenato, si prende un'altra tripla, 16 di Ruzier. Non ci sono Colby Ross e Valentine, non se lo ricorda nessuno perché Ruzier non sbaglia mai. Maxuni ancora, tripla di Miaschi, si torna fuori da Ruzier che poi fa andare una grande palla che viene trasformata nel layup vincente da Lodovico De Angeli. Brown si separa da Penkins e segna dall'angolo e adesso non si ferma più Trieste. Arrivano i rimorchi, Gray, Ruzier gli fa sparire la palla, recupero e canestro facile per l'MVP della partita. 30 minuti in campo per Michele Ruzier, un partitone. Qui tripla di Cinciarini. E qui il recupero di Gray, finisce qui il match. Alla fine il successo della Pallacanestro Trieste, 88-75 sulla Givova di Scafati. No, a parte gli scherzi è stata la squadra che ha saputo anche imbeccarmi sugli scarichi, come il bel assist del mio amico Lodo.
ma tutti bravi, tutti hanno portato il loro mattoncino, abbiamo fatto una bella vittoria.